I futuristi dicevano che la guerra è la sola igiene del mondo. I futuristi si chiamavano così, ma sono ormai anche loro roba del passato. Ma c'è chi lo sostiene ancora, e se non lo fa con le parole ne dà prova con le proprie azioni. Ma la guerra cos'è? Forse che non si vede? La guerra è violenza, sopruso, disperazione. La guerra è stupro, eletto a sistema. La guerra spinge in alto la bandiera della morte. La guerra è un incubo senza senso. Alcuni promuovono le guerre di religione e accostano i termini madre e guerra, come se fosse realmente possibile accostarli. Si tifa per lo scontro di civiltà, come che le civiltà possano scontrarsi. Le civiltà fanno la guerra in nome di Dio, come che giocasse nella loro squadra, come che loro potessero guardarlo negli occhi. Non è possibile fissare i nostri occhi negli occhi di Dio, perché non sarebbe più. Ma se Dio guardasse a noi, invece, forse il suo sguardo passerebbe dallo sguardo delle vittime innocenti, che non sanno, e solo attraverso il loro. Lo sguardo di una bambina che un miliziano di uno dei tanti eserciti di Dio ha condannato a morte, facendola saltare in aria, polverizzandola, per dire di un orrore qualunque tra quelli che si leggono nei giornali, che si ascoltano alla televisione. Proviamo a tenere ferma questa immagine, se riusciamo. Senza volgere lo sguardo altrove. L'immagine di Dio non si può immaginare, ma io rimango fermo a guardare, senza sapere dove, senza sapere quale. Il sole dietro un muro bianco, bianco e spetrale, e nel silenzio intero un futile parlare, l'inutile procedere di tutto questo andare, vivere senza scopo e senza dubitare, ma so con precisione, lo so senza sbagliare, che non si è dato un nome e non può tollerare di doversi arruolare come fosse un guerriero, come fosse un guerriero, un eroe nazionale. Il padre della patria, un figlio in Palestina, un profeta nostrano, arabo israeliano, il manichino nudo da usare come scudo. E so con precisione, precisamente avverto, che certamente Dio non è nemmeno sardo. L'immagine di Dio non si fa immaginare, ma io rimango solo a pensare e pensare a una martire innocente, soltanto una bambina, ed in cambio di niente forse Dio si avvicina.